attimo arriva la Flick Flock, la classica sigla d'entrata dei match qui al Battaglini, e gli applausi sono tutti per Joe Van Nicker che alla 100ª presenza in ring. 100 candeline, 100 candeline. Due blocchi di salto, la presa di Giuseppe Boggiani, subito il drive rosso-blu che shifta l'angolo di spinta e inizia a macinare metri. È buona l'azione rosso-blu, vediamo se siamo già oltre. Non ci siamo, sì che ci siamo. Primo metro della Fenice Z Rugby Rovigo Delta al sesto. Il capitano si sta riprendendo. La conversione di Leo Mantelli, bandine sul 7-0. Nonostante ovviamente quello che tu hai sottolineato poco fa, quindi i problemi dovuti alla società. Arrivano anche i primi 3 punti. Linea di salto completa. Ortiz la presa, non contesta il salto Mogliano, organizzazione del drive, parte De Marchi, la meta di Andrea De Marchi al 33esimo. Parte la rincorsa all'apertura e la mette ancora. No, corto. Dal punto di vista dei tre quarti è sparare molto in velocità alla tua linea difensiva, e quindi è chiaro che era giusto fare la mischia ad 8. Parte Matteo Ferro, sostenuto da Andrea De Marchi, c'è la meta di Matteo Ferro, terza meta rosso-blu nella cascina e farfilò un po', esatto. Aspettando sera. Tra l'altro è stato bravo Mogliano, comunque tanto arriva la calcolativa di Mantelli. Mombre al lancio, la presa di Ortiz, pronta subito la difesa di Mogliano, c'è l'organizzazione del pack rosso-blu con un avanzamento significativo. Rovigo sta andando di là, fuori gioco abbastanza evidente. C'era il braccio l'arbitro, Meta del Rovigo, quarta meta del match. Diciamo all'inizio della partita, Antonio, che non sarebbe stata una partita. Intanto vediamo Mantelli. Eccolo Vecchini, chiude la spalla. Oltre Ferraro, cambia senso. Davis prova lui ad andare in un corridoio che si era aperto nella difesa del Mogliano. C'è sempre un vantaggio del Rovigo, brutta palla, bravo Cadolini a uscire dal frontale, mette a disposizione ancora Chillona. De Marchi con un buon timing, il flanker rosso-blu ancora, Chillona, Le Mantelli, apre tutta per Odiete, brutta palla. Si torna sul punto precedente, Rovigo non ha saputo gestire al meglio questo possesso. Italia Inghilterra Under 20 di Gorizia, tanto Mantelli. Bandine su, lievita ancora il punteggio. Ortiz trova un buco. Pasini prova a aumentare il ritmo. Edu Lubian a contatto. Ancora Pasini, reverse pass per Pavesi, letta però dalla difesa del Mogliano. Era buona idea, palla che fatica ad uscire. Per Vecchini, 2 minuti e mezzo al termine del match. Scontro fortissimo De Marchi, ma Chillona con uno spazio al largo. Matteo Ferro prova lui ad andare, Matteo Ferro di prepotenza, meno del match, secca, meno del match, lanciato in corsa. Programma, parte Chillona, nel frattempo non arriva ai pali, non può più mettere le mani. Soffi in avanti, gioca il vantaggio con Buondonno che se ne va sull'out e va a segnare la meta del Mogliano, che riesce ad andare oltre Biffi, per cui meta in chiusura anche del Mogliano, che nel rugby è sempre un bel segnale. Buondonno infila l'H, fischia Bottino, Rovigo batte Mogliano 32-13. Prossimo match Calvisano-Rovigo, non diciamo il risultato del Pacifici, ve lo andate a vedere. Non lo sappiamo.